Buonasera a tutti e benvenuti a questo ultimo appuntamento della rassegna letteraria Primavera con gli autori, rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana e promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia. Questa sera alla rassegna si parlerà del politico sardo Renzo Laconi e lo faremo insieme all'onorevole Giorgio Macciotta, che saluto e ringrazio di essere qui con noi questa sera, ha fatto un viaggio da Sassari nonostante il caldo, e insieme a Marco Bittau, caporedattore della Nuova Sardegna, che saluto e anche lui ringrazio di aver accettato l'invito a moderare questa serata. L'occasione di parlare di Renzo Laconi è appunto la presentazione del libro Renzo Laconi, un'idea di Sardegna, un libro a cura di Persandro Scano e Giorgio Podda, una raccolta di scritti e testimonianze sul politico sardo da parte di chi lo ha conosciuto e frequentato nel difficile cammino autonomistico della Sardegna. Non si tratta di un libro nuovo, è stato pubblicato nel 1998 e poi l'anno scorso in occasione del centenario della nascita di Renzo Laconi. Questa serata è organizzata in collaborazione con l'ANPI Sardegna e la Fondazione Enrico Berlinguer. Lascerei un attimo la parola a Domenico Piccino, segretario provinciale dell'ANPI Gallura, per un saluto, e poi a Franco Berria per la Fondazione Enrico Berlinguer. Grazie. Prima di tutto un saluto a tutti i presenti. Un saluto a tutti e un ringraziamento per essere qui con noi. Un ringraziamento a Giorgio Macciotta e a Marco Bittau. Purtroppo non è presente l'altro personaggio di spicco che doveva arricchire questa presidenza, che era Pietrino Soddu, perché Giorgio è passato a casa sua a prenderlo questo pomeriggio ed era un po' sofferente. Ha rinunciato proprio a fare il viaggio a venire ad Olbia, visto che un po' il percorso è ancora un po' tortuoso. Però penso che Giorgio compenserà benissimo l'assenza anche così importante di Pietrino Soddu. Noi come Associazione Nazionale Partigiani d'Italia operiamo già da diverso tempo, come sapete, del resto qui siete tutti o iscritti o simpatizzanti dell'ANPI, quindi non dico niente di più di quello che già non conoscete, però in questi 2, 3, 4 anni che operiamo siamo riusciti a mettere in piedi delle iniziative che a mio parere hanno un grande valore politico, storico e anche culturale. Queste operazioni le facciamo come ANPI in collaborazione con la Fondazione Berlinguer. La Fondazione Berlinguer, per chi non lo sapesse, è diciamo, la fondazione che ha ereditato tutte le proprietà del vecchio Partito Comunista. Quindi è detentore di tutto un patrimonio immobiliare e culturale che la Fondazione sta cercando di valorizzare al meglio. Poi Francesco Berria, che ne è il presidente, magari dirà lui qualche parola in più. Francesco Berria, per presentarlo, che è nuorese, è stato consigliere regionale del Partito Comunista, del DS o del PDS. Anche dei comunisti, era segretario della federazione del PC a Nuoro ed è stato anche sindaco di un paese importantissimo come Orune, per la cronaca. Va bene, io direi che do la parola a Francesco proprio per un brevissimo saluto, anche perché noi pensiamo che questa attività ANPI e Fondazione debba essere ulteriormente incrementata, perché appunto mettiamo insieme le due scienze, e poi diamo la parola ai relatori. Grazie e buona serata a tutti. Io ringrazio la biblioteca. Ne abbiamo tenuto già altre iniziative qua. Abbiamo presentato il libro su Curiel e abbiamo anche presentato un'altra iniziativa, mi pare del libro di Vindice Leccis, sull'infiltrato, sugli anni del terrorismo. Stasera si fa il libro su Laconi. Il libro su Laconi era un libro che aveva pubblicato il gruppo progressista in Consiglio regionale, di cui io ero allora vice capogruppo, quindi ero tra quelli che lo hanno ideato assieme al compianto Giuseppe Podda,
che fu l'ideatore del libro e che era direttore del bollettino del gruppo di Rinascita Sarda, e a Pier Sandro Scano, che era il capogruppo. Il libro è stato ripubblicato nel centenario grazie al sostegno della Fondazione del Banco di Sardegna, che io ringrazio. I 5 a Sassari terremo un'iniziativa, relatori Macciotta e Soggiu, con le forze sociali, le forze sindacali, iniziando a parlare di una prospettiva, perché quella stagione che nel libro è raccontata, scritta, su cui si è riflettuto molto, fu una stagione assai importante per la Sardegna, per l'autonomia, per la legislazione della rinascita. Lo fu in Sardegna e lo fu nel Parlamento, e noi vogliamo intrecciare questa discussione provando a costruire un'idea di futuro, partendo da quella identità che le grandi culture autonomistiche hanno prodotto in Sardegna. Quindi insomma, il 5 di luglio continueremo a Sassari questo dibattito. Ne approfitto per dire che a Olbia, sempre con l'ANPI, lavoreremo a presentare, penso nel corso dei mesi estivi, insomma, una bellissima mostra fotografica che raccoglie tutti i manifesti di un grande grafico che scrisse la storia della Sardegna nei muri dell'isola, che è Primo Pantoli, che ha donato alla Fondazione Berlinguer. Sono 140 manifesti che raccontano, non solo per il PC, per la CGIL, per l'Arci, per la cultura cinematografica, per il teatro. Insomma, Pantoli era un uomo di grande fantasia. La porteremo anche a Olbia. Nei mesi estivi la mostra sarà allestita a Olbia e la presenteremo in questa città, a cui vengo sempre peraltro molto volentieri assieme ai compagni dell'ANPI. Grazie. Posso usare questo? Sì, non succede niente. Sì. È meglio il fisso? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io vi devo un enorme ringraziamento alla Biblioteca Comunale, l'Associazione Nazionale dei Partigiani e la Fondazione Berlinguer, perché mi date l'opportunità personale e professionale di misurarmi con un tema assolutamente centrale per la Sardegna di oggi, di ieri e di domani. L'anagrafe mi consiglia rispetto nei confronti di vicende che in qualche caso non ho conosciuto direttamente, personalmente, però la lettura di testi, testimonianze, scritti, mi riporta però alla memoria situazioni che comunque conosco bene, e credo che ciascun sardo dovrebbe conoscere bene. È un po' il viaggio nel chi siamo, da dove veniamo, perché siamo così e come potremo essere soprattutto. Prima di qualunque altra cosa ci sono degli anniversari che è bene ricordare. Il libro è stato ripubblicato l'anno scorso in occasione naturalmente del 100° anniversario della nascita di Renzo Laconi. Tra un mese circa saranno 50 anni dalla morte, ma c'è anche un altro anniversario che professionalmente a me è molto caro. 10 anni fa moriva Giuseppe Podda, che è uno dei curatori di questo volume. Credo che la AIPSA Edizioni, così mi ha detto l'editrice, una persona squisita, una piccola ma coraggiosa casa editrice di Cagliari, credo che stia preparando qualcosa. Giuseppe Podda, giornalista come lo sono io, è un maestro, ed è stato un maestro per la mia generazione, non un maestro di redazione, un maestro di cucina. In gergo giornalistico la cucina è l'attività di desk che si svolge nelle redazioni, un maestro di pensiero. Credo che chiunque ami il cinema in Sardegna debba qualcosa a Giuseppe Podda, sicuramente, ma anche chiunque abbia una articolazione e una visione progettuale della Sardegna, di quello che succede in Sardegna,
deve qualcosa a Giuseppe Podda e alle persone come lui, davvero un grande maestro. Ma badate bene, in quegli anni Cagliari era una fucina di pensieri, di idee, di elaborazioni progettuali. È citato più volte nel volume, io lo voglio ricordare perché è un altro giornalista anche lui, perdonatemi, ma Alberto Rodriguez, che frequentava quella generazione, a parte uno straordinario jazzista, insieme a Marcello Melis, erano un gruppo di persone straordinarie che hanno segnato davvero un'epoca, e anche chi non è coetaneo, come non lo sono io, ma ha ben presente la memoria, il ricordo di queste persone che tanto hanno dato. È un dispiacere, verrà sicuramente celebrato degnamente questo anniversario, penso con un volume che questa stessa casa editrice sta preparando. Tornando a Renzo Laconi, figura assolutamente centrale, figura da studiare, direi. Prima dicevamo, ma ci dovrebbero essere sempre le scuole, non a quest'ora probabilmente, forse non di lunedì, però a questi incontri dovrebbero assistere gli studenti. Sono passaggi cruciali della nostra isola, della nostra storia, della nostra autonomia, che purtroppo credo che nelle scuole passino così molto velocemente, e per far sì che non sia acqua che scorre, queste manifestazioni hanno una straordinaria valenza. Per questo ne sono veramente fiero e riconoscente per avermi dato la possibilità di partecipare. Siccome io parlo molto, me lo dice anche mia figlia, che veramente non mi si può più sentire ormai, cedo la parola all'onorevole Macciola. Anch'io ringrazio dell'occasione. Mi dispiace che non sia con me Pietro Soddu. Pietro Soddu non è stata una scelta casuale. Quando la Fondazione Berlinguer decise di fare alcune cose in provincia di Sassari su questo volume, era naturale cercare un'interlocuzione che fosse rispettosa esattamente del protagonista di questo volume, di Renzo Laconi. Dirò poi perché. L'interlocutore naturale per me era Pietro Soddu. Abbiamo cominciato a ragionare su come organizzare queste cose e insieme abbiamo detto: ma vuoi vedere che il tema centrale su cui non pensare al passato ma pensare al futuro è la grande idea che non si capisce come sia venuta fuori, ma che tutti coloro che ne parlano e che ne sono stati protagonisti attribuiscono a Renzo Laconi, dell'articolo 13 dello Statuto regionale. Quell'articolo che dice: Stato e Regione elaborano d'intesa un piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna. Sullo Statuto Sardo c'è stata una grande polemica. Emilio Lussu, che non andava a dire le cose, disse: lo Statuto della Regione Sarda è come un gatto rispetto alla tigre, lo Statuto della Regione Siciliana. E forse aveva ragione Lussu, nel senso che i poteri dello Statuto Sardo sono di gran lunga inferiori a quelli dello Statuto Siciliano. Però se proviamo a leggere i due articoli paralleli, diciamo, sul dovere di solidarietà dell'Italia verso le grandi isole, scopriamo che la Sardegna vince 10-0. Dice l'articolo 13 dello Statuto quel che ho detto, dice l'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana: lo Stato elabora un piano di opere pubbliche in funzione della Sicilia. Tra un programma nazionale di sviluppo economico e sociale e un piano di opere pubbliche, non c'è dubbio che il piano di sviluppo economico e sociale è qualcosa di più, anche perché, a differenza del piano di opere pubbliche, che era una concessione dello Stato, elaborato dallo Stato, il piano di sviluppo economico e sociale era fatto d'intesa tra Stato e Regione. E, come fu subito chiaro,
vincendo una battaglia di cui poi darò qualche cenno, quel piano la Sardegna pretese di realizzarlo direttamente come regione, e l'antagonista che fu battuto non era uno qualsiasi, si chiamava Antonio Segni, era presidente del Consiglio dei Ministri e sarebbe diventato di lì a poco presidente della Repubblica. Il Consiglio regionale sardo riuscì a battere l'impostazione che era del piano proposto da Segni, che diceva poche storie. Il piano di rinascita sarà elaborato da una sezione speciale della Cassa del Mezzogiorno. Il Consiglio regionale sardo ricacciò questa posizione con perdite, perché si richiamò alla sostanza dell'articolo 13, che diceva Stato e Regione gestiscono d'intesa un piano economico. Intestare questo piano a una sezione speciale della Cassa del Mezzogiorno era quindi del tutto incongruo, fuori dalle previsioni della legge costituzionale di cui l'articolo 13 fa parte. Il secondo motivo che mi ha convinto a venire qui lo ha già citato Vitao, ed è Giuseppe Podda. È difficile raccontare di Giuseppe Podda. Io l'ho conosciuto nel 1958 e da allora Giuseppe era un tormentone, nel senso che non si poteva frequentarlo senza che non ti chiedesse un articolo, un'intervista, ed era insopportabilmente fastidioso. Telefonava all'una e diceva per favore mi faresti 30 righe su questo argomento. Per quando, Giuseppe? Subito? O la fissa alle 3? Allora gli articoli si trasmettevano via telefono alle 3 del pomeriggio, quando le tariffe erano più basse. O la fissa alle 3. E allora ti interrompevi il pranzo e scrivevi le 30 righe. Ma Giuseppe non era un giornalista facile da accontentare, diceva sì, ma la notizia dov'è? E ti costringeva a rovesciarne l'impianto. Se ho imparato a scrivere da giornalista, lo devo a Giuseppe Podda. E siamo rimasti amici per circa 30 anni, sino a che, ahimè, non ha avuto l'incidente drammatico che lo ha portato alla fine. La domenica mattina ci si trovava per prendere il caffè e per parlare, diciamola con Gramsci, del mondo grande e terribile, del partito, di come andavano le cose. Ecco, non parliamo del cinema, perché su questo Giuseppe era impressionante. L'unica volta che io ho scritto di cinema, anche qui lo devo a Giuseppe Podda, mi costrinse a fare un articolo, una valutazione di incontri ravvicinati del terzo tipo, perché lui era andato a vederlo, era rimasto colpito dalla quantità di giovani e mi telefonò e mi disse perché non vai a vederlo e poi mi dici cosa ne pensi. Io andai a vedere, disse beh, interessante. Il giorno dopo mi portò il numero degli spettatori a Cagliari, il numero degli spettatori in Sardegna, la quantità di sale in cui era stato proiettato nel Mezzogiorno, le entrate che aveva avuto nei primi mesi di proiezione, mi dice adesso mi fai un articolo. E così, lo dico perché poi sull'Unità è comparsa anche una mia esibizione cinematografica, cosa di cui non ho nessuna competenza. Giuseppe era davvero, credo, il massimo esperto esistente, certamente in Sardegna, sapeva tutto, quando erano stati proiettati, dove, cioè, un mostro. Giuseppe quindi è stato per molti di noi, non solo per i giornalisti più giovani, che ha allevato, ed era un personaggio di un disinteresse totale. Prima di tornare al protagonista della discussione di oggi, voglio ricordare che quando si aprì finalmente, dopo la fine della discriminazione dei giornalisti comunisti, la possibilità di avere un giornalista comunista alla RAI, non c'era nessuno di noi che non pensasse che il posto doveva essere di Giuseppe Podda.
reagì come se lo avessero insultato, perché diceva ci sono ben altri giovani che hanno diritto di andare, e si batté perché andassero altri. E quando Enrico Berlinguer gli chiese di andare a Roma a fare il suo addetto stampa, il segretario nazionale del partito, non gli chiedeva di andare a fare il portiere a Botteghe Oscure. L'addetto stampa del segretario nazionale disse: ma come? Ma a Roma non ci sono bravi giornalisti meglio di me capaci di farlo? E rifiutò di andare a Roma. Ecco, questo era Giuseppe Podda. Ne ho raccontato qualche storia, ma credo che Giuseppe se ne meriti tutte e qualcosa di più. E il libro che l'editore sta preparando credo che dà racconto di questa qualità assolutamente straordinaria del giornalista. Perché questo libro è attuale? Io direi che è attuale per due motivi. Uno è il protagonista di questo libro, che è Renzo Lacconi. Se guardiamo l'indice del libro, basta l'indice per capire di chi si tratta. L'indice del libro, alla fine sì, è significativo. Lo apre Enrico Berlinguer, continua Nilde Iotti, poi c'è Pietro Ingrao, poi c'è Gerardo Chiaromonte. Questi sono il segretario nazionale del partito, il presidente, il donna della Camera e il precedente presidente della Camera, il coordinatore della segreteria responsabile per le politiche del Mezzogiorno. Basta questo per dire chi era Renzo Lacconi. Renzo Lacconi è stato un protagonista indiscusso di una stagione. Io ho raccontato proprio in questo volume una vicenda a 20 anni dalla morte di Lacconi. Era in corso un ostruzionismo parlamentare di quelli micidiali, giornate intere passate a non far nulla, a tenere in piedi l'assemblea, e mi capitò di salire verso il Palazzo dei Gruppi insieme a uno dei decani della Camera dei Deputati, che era Aldo Bozzi, il deputato liberale, costituente, costituzionalista. Anche come me era sconfortato. A un certo punto mi dice: beh, certo, se fosse vivo Lacconi avrebbe trovato un modo per tirarci fuori da questa vicenda. Lacconi era morto da quasi 20 anni e ancora era viva la qualità del personaggio, la sua capacità di controllare i meccanismi parlamentari e di trovare un modo come raddrizzarli. E poi, sempre per stare alle testimonianze, quando nel 77 chiesi a Ingrao di venire a parlare in occasione del 10° anniversario della sua morte, Ingrao mi disse: sì, però tenete conto, e questo lo ricorda anche in altro modo nel suo saggio, che quello che è la caratteristica del nostro impegno, Ingrao capogruppo, Lacconi vice capogruppo, che hanno scritto l'impianto del regolamento parlamentare che fu definitivamente approvato poi nel 71 con Ingrao ancora presidente del gruppo alla Camera, dice: io sono quello che alla fine ha firmato, ma il regolamento è tutto farina di Renzo Lacconi, che scrisse l'impianto del regolamento della Camera, che è ancora vigente, certo, molte varianti, molte modifiche, ma l'impianto del regolamento della Camera nel 2017, ed è un errore che sia così naturalmente, perché ormai le cose sono profondamente cambiate, però ancora oggi la Camera funziona con un regolamento il cui impianto fondamentale è stato scritto da 2 persone, Renzo Lacconi e Giulio Andreotti. Questo dà il segno della qualità, però, anche perché di Andreotti si può dire che era un'intelligenza volta al male, ma è difficile negare che fosse un'intelligenza, dà anche il segno della qualità degli interlocutori di Renzo Lacconi. Il secondo elemento è appunto l'idea forza, che da questo libro emerge con chiarezza, che Lacconi si inventò, ed è l'idea forza del piano di rinascita.
Cioè l'idea forza che la Sardegna non deve fare da sé, come dicono certi incolti politici attuali, perché nella globalizzazione la Sardegna è un moscerino. Persino gli Stati Uniti d'America devono cominciare a fare i conti con la Cina, con potenze di dimensioni continentali. Non fare da sé, ma contare nelle sedi dove si prendono le grandi decisioni. E Laconi pensava che il modo per contare nella sede in cui si prendono le grandi decisioni è in primo luogo quello di assumersi gli onori di decidere, ma anche gli oneri che questa decisione comporta. E quindi fare un piano di sviluppo economico e sociale è molto più complicato che dire: signor padrone, dammi un po' più di soldi. Presentarsi a Roma e chiedere ai ministri di turno di avere qualche stanziamento in più. Fare un piano implica un richiamo alla responsabilità. Questa ispirazione, che poi produsse l'introduzione nottetempo durante le discussioni del comitato ristretto che elaborava lo Statuto Sardo alla Camera, di questo testo che non era nel progetto proposto dalla Consulta sarda e che divenne parte dello Statuto solo perché fu proposto dal comitato ristretto di redazione della Camera dei Deputati. Questo articolo è stato lo strumento di mobilitazione democratica della Sardegna per almeno 20 anni. Gerolamo Soggiu, di cui abbiamo parlato qui a Olbia in un'altra occasione, sempre con un'organizzazione dell'Ampia e della Fondazione Berlinguer, Gerolamo Soggiu ha scritto un bel libro in 5 volumi, che è La storia della Sardegna. L'ultimo volume si intitola La Sardegna nel tempo dell'autonomia, sottotitolo L'autobiografia di una generazione. Io, presentando quel libro, mi sono permesso di dire che era almeno l'autobiografia di 2 generazioni. La biografia di Gerolamo e dei suoi coetanei, che erano i protagonisti di quella stagione, quelli che in Consiglio regionale, in Parlamento come Laconi, scrissero le leggi e il piano di rinascita. E l'autobiografia di un'altra generazione, un po' più giovane, o molto più giovane in qualche caso, come la mia, che in quegli anni si avvicinava alla politica e che alla politica fu chiamata dalla mobilitazione sulla rinascita. Io ricordo spesso che la prima cosa importante che ho fatto nella mia vita fu una delle relazioni al secondo congresso degli universitari sardi, che si tenne a Sassari nel settembre del 1959 sul tema l'università e la rinascita. E quando finii di impegnarmi nelle associazioni universitarie, perché mi laureai e naturalmente cominciai a fare un altro mestiere, quello dell'insegnante, la prima cosa che ho fatto fuori dalla scuola fu essere parte, nominato dal PC, come esperto del comitato della prima zona omogenea di Sassari, che attuava il piano di rinascita sulla base della legge regionale numero 7, in attuazione della legge nazionale 588 che attuava il piano di rinascita. Ci sono 2 generazioni almeno che hanno conosciuto questo clima, e il clima di mobilitazione quel clima non si dimentica, e l'errore nostro è stato forse quello di non trasmettere la memoria storica dei salto in avanti gigantesco che la Sardegna ha fatto in quegli anni. Ecco, di tutto questo non si parlerebbe se non ci fosse stato Renzo Laconi. E adesso io tento di raccontarlo per come l'ho conosciuto e per come l'ho studiato. Renzo Laconi arriva in Parlamento alla Costituente, non doveva essere eletto. Dovevano essere eletti
il padre del partito sardo, che era Velio Spano, che per un certo periodo fu addirittura segretario nazionale del partito prima del rientro di Togliatti dalla Russia, il coordinatore del partito nell'Italia liberata era Velio Spano. Quindi il primo eletto doveva essere Velio Spano, il secondo eletto doveva essere Antonio Dore. Ma a sorpresa fu eletto Renzo Lacconi. Renzo Lacconi andò alla Costituente e quando a un certo punto venne meno, la Costituente si organizzò sin da subito in un modo particolare. Doveva soprattutto scrivere la Costituzione non si scrive in un'assemblea di 500 persone. Fu costituita una commissione di 75 persone che si divise in 3 sottocommissioni di 25 consultori ciascuna. Si ebbe un vuoto nella commissione dei 75 e Renzo Lacconi fu preso da Togliatti e messo nella commissione dei 75 e quasi immediatamente dopo fu inserito nella commissione dei 18. Sembrano numeri all'8. La commissione dei 18 era una commissione fatta da 6 rappresentanti di ognuna delle 3 sottocommissioni che dovevano poi assemblare il progetto dandogli coerenza, mettendo in sintonia i vari articoli tra loro. Renzo Lacconi era nessuno. Era un giovanissimo professore di filosofia, aveva 30 anni. Nella commissione dei 75 c'era Togliatti, c'era Scoccimarro, c'era Griecco, c'era Di Vittorio, c'era Concetto Marchesi. Come mai Renzo Lacconi diventa un protagonista di questa scrittura? Perché Renzo Lacconi dimostra sin dall'inizio straordinarie qualità. Terracini in un'intervista fatta molti anni dopo dice Togliatti fu colpito dalle qualità e dalle competenze giuridiche di Renzo Lacconi. Renzo Lacconi è laureato in filosofia con una tesi di letteratura, eppure si impadronì rapidissimamente delle procedure parlamentari e si impadronì soprattutto del nodo politico. E io credo che per capire come questo ha potuto avvenire occorre ricostruire la storia di quella fase e di come all'indomani della liberazione si ricostruirono in Italia i partiti politici e la democrazia, perché non è io parlo di Renzo Lacconi, ma lo stesso fenomeno accade per gli altri grandi partiti di massa. Non è che diversa sia la storia della Democrazia Cristiana, non è che diversa sia la storia del Partito Socialista, non è che diversa sia in Sardegna, nello specifico regionale, la storia del Partito Sardo d'Azione. Si ritessono fili che erano stati, si illudeva, il fascismo si illudeva di avere spezzato e che invece si ritrovano e si ricongiungono e vengono di nuovo fuori i segni, i Manironi, i Lussu, i Melis, i Mastino, cioè gente che aveva resistito in modo carsico durante la repressione e ritornano sulla scena, spesso condannandosi all'esilio e poi tornati qui riprendono in prima fila la lotta. E la caratteristica di quei partiti, e occorrerebbe che ci si riflettesse oggi, era di non chiudersi all'interno di gruppi ristretti. Badate bene, questo può sembrare naturale, ma non è così. Per esempio, nella tradizione del PC c'era una storia del tutto diversa. Il PC nasce come un partito chiesa, il partito dei rivoluzionari di professione, il partito che deve selezionare i gruppi ristretti. Questa era la tradizione del partito bolscevico e la tradizione stalinista del partito bolscevico. Togliatti, sin dall'inizio, tenta un'operazione diversa, tenta il partito nuovo.
il partito che si deve aprire alla società esterna. Ecco, Togliatti dice, naturalmente non si poteva, eravamo ancora in anni difficili, c'era la guerra fredda cominciata, quindi era complicato staccarsi dalla casa madre, dalla tradizione sovietista. Però Togliatti comincia a costruire il partito nuovo e soprattutto comincia a costruirlo riprendendo l'eredità di Gramsci. Su questo io poi torno. E in Sardegna avviene la stessa cosa. Luigi Pirastu, che è stato per la mia generazione la memoria storica della rifondazione del PC dopo la liberazione, lo racconta anche in questo libro. Com'è che si costruì il gruppo che ha diretto il partito dal 1945 all'inizio degli anni 70? Si ricostruisce intorno a uno dei più vecchi compagni, che era Antonio Dore. Antonio Dore era stato figlio di un deputato democratico prefascista, Francesco Dore, diventa giovanissimo militante del partito, diventa anche uno delle guardie del corpo di Gramsci quando Gramsci deputato comincia a vivere a Roma e viene arrestato, condannato dal Tribunale Speciale, fa la galera, il confino, non riesce con difficoltà a reinserirsi, malgrado, per dirne una, un fratello maggiore di Antonio fosse il direttore delle edizioni Studium della Città del Vaticano. Non era un personaggio banale nella storia della cultura italiana. Due sorelle di Antonio erano autorevoli dirigenti del Partito Comunista Cattolico, costruito a Roma, poi confluito rapidamente nel PC. Antonio viene in Sardegna e viene eletto segretario regionale del partito. Dice Luigi Pirastu perché era l'unico che avesse il senso dell'innovazione e che, misurandosi al Comitato Federale di Sassari, dove andò a proporre che Laconi diventasse segretario federale, di fronte ai compagni che gli dicevano i compagni vanno esaminati sulla base della lunghezza della loro militanza, dice Antonio Dore, per determinare la capacità dei compagni il criterio è quello di vedere se hanno capacità rivoluzionarie, indipendentemente dall'età e dagli anni di iscrizione al partito. E Laconi diventa segretario della Federazione Comunista di Sassari. Sassari era un punto cruciale. A Sassari stava un nucleo di militanti comunisti, uno dei quali, Cassitta, era stato segretario della Federazione Giovanile Socialista negli anni della Grande Guerra e poi arrestato, era stato sostituito da un altro sassarese, da Luigi Polano, come segretario generale. E Cassitta, all'indomani della liberazione, insieme a un altro compagno gallurese, Tamponi, aveva, non conoscendo bene la situazione, non sapendo che il Comintern era stato sciolto nel 1943, aveva avanzato richiesta che il Partito Comunista Sardo venisse iscritto al Comintern, a prescindere dal Partito Comunista Italiano. Quindi Sassari era un punto importante da affrontare, perché bisognava risolvere questa scissione. Laconi diventa l'uomo che riesce rapidamente a riassorbire questa scissione e a reinserire il Partito Comunista Sardo nell'alveo del Partito Comunista Italiano. E divenne uno dei protagonisti di quella lotta. Lui fece tanti mestieri prima di andare alla Camera e dall'inizio comincia a intrecciare una cosa importantissima: riforme istituzionali e riforme economiche. Non ci può essere una vera riforma economica se non c'è un assetto istituzionale idoneo a sostenerla. Anche qui io non vorrei che si pensasse che fosse un'invenzione di Laconi. Mi è capitato pochi giorni fa di sentire alla televisione una intervista
molto vecchia di Giorgio La Pira, il quale Giorgio La Pira diceva, ma che cosa differenzia la democrazia della Costituzione italiana dalla democrazia prefascista, dalla democrazia dei Giolitti, dei Salandra, dei Sonnino? La differenzia una cosa, che la Costituzione italiana lega i diritti civili ai diritti sociali. Da questo punto di vista il cuore della Costituzione, lo dirà anche Laconi nell'intervento che apre la discussione generale sul progetto di Costituzione, il cuore della Costituzione è l'articolo 3. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena affermazione dei cittadini. Non solo un obiettivo, ma un obiettivo attivo, lo Stato che si attiva per creare le condizioni dell'eguaglianza. Quasi una bestemmia, ma non una bestemmia per la destra, una bestemmia per esempio per i giuristi. Un giurista come Calamandrei, che è uno dei padri della Costituzione per altri versi, diceva non è opportuno che nelle Costituzioni vengano messi diritti programmatici. Rispondeva Laconi, questo non è un auspicio, questo è un impegno che i grandi partiti di massa si stanno assumendo di fronte ai cittadini, per cui non è, se la Costituzione deve essere rispettata, una vuota parola, è un impegno di lavoro, un impegno a cui devono seguire atti concludenti. La differenza tra queste due forme di democrazia, la democrazia che è solo diritti civili e la democrazia che ha anche diritti sostanziali, voi capite, è di grande rilievo. Ma Laconi ebbe un ruolo rilevante anche perché Togliatti volle premiare in Laconi un'altra cosa, il fatto che Laconi avesse fatto cambiare la posizione del Partito Comunista sul tema delle regioni. Sul tema delle regioni il PC aveva una posizione retrograda. Si dava per scontato che ci fosse l'autonomia delle grandi isole, su questo non c'era discussione. Però per il resto la posizione del PC era: le regioni sono dei supercomuni, hanno competenze amministrative, non devono avere competenze politiche, e c'era un motivo per questo. L'Italia era un paese profondamente diviso, il sud era molto più conservatore del nord, si aveva paura che dando poteri politici alle regioni, le regioni del nord se ne fuggissero, abbandonando le regioni del sud. Quindi il problema era tenere l'unità nazionale, che era ancora fragile per l'Italia, non l'aveva sperimentata in regime vero di democrazia. Quando la democrazia parlamentare stava per decollare tra la fine della Grande Guerra e i primi anni '20, era arrivato il fascismo che aveva chiuso tutto. Quindi la preoccupazione di molti costituenti era quella di non frantumare quest'unità nazionale dando troppi poteri alle regioni. Ecco, Laconi ha su questo un ruolo determinante. Anche qui Laconi fa 3 interventi su questo tema. Il primo è quello del 5 di marzo del 47, quando, appunto, indicato da Togliatti, fa il primo intervento in Assemblea Generale sul progetto generale di Costituzione e dice: la Carta fondamentale deve fornire risposta alla serie di intelligenze pensose, di animi operosi che nel Risorgimento hanno creato, edificato lentamente l'unità italiana ed hanno sempre visto i loro ideali negati, delusi dal prevalere delle forze ritardatrici. Ideali che oggi hanno trovato nelle grandi forze unitarie che si sono richiamati agli ideali repubblicani, cattolici e socialisti, e all'indomani della Grande Guerra mondiale furono i primi assertori della libertà economica e politica.
e che poi sono stati schiacciati e emarginati dal regime. E Laconi dice oggi, all'indomani della liberazione, che cosa vuole il popolo italiano? Che cosa vuole per ricostruire la patria e attuare nella democrazia i propri ideali della giustizia? E dice Laconi, naturalmente occorre adeguare l'ordinamento giuridico e bisogna affermare solennemente i diritti civili e politici dei cittadini, la libertà personale, la inviolabilità del domicilio, della corrispondenza, la libertà di stampa, di azione in giudizio, ma poi quasi sminuisce queste rivendicazioni, dice questi diritti non bastano, perché questi diritti li dobbiamo riaffermare solo perché il fascismo li ha negati, ma sono in qualche modo diritti scontati. Però noi dobbiamo rispondere a un'altra domanda: distruggere le condizioni economico-sociali che hanno consentito al fascismo di affermarsi. Ecco perché si pone tra i compiti fondamentali della Repubblica, articolo 3, quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, questa è la norma programmatica. Poi si tratta di fare, a valle di questa norma, tutta una serie di norme che rendano questi diritti effettivi. E allora diritto al lavoro e alla retribuzione adeguata, al riposo, all'assistenza, all'assicurazione, alla libertà delle organizzazioni sindacali, alla stipula dei contratti collettivi, al diritto di sciopero. Si tratta, dice Laconi, ovviamente di diritti che in questa fase hanno un carattere programmatico, ma come dicevo prima, a chi dice che non conviene introdurre nella Costituzione elementi programmatici, Laconi risponde: queste affermazioni hanno un valore, in quanto dietro di esse vi è un patto tra le forze sociali e politiche che si impegnano nella vita del nostro Paese a realizzare questi principi, a rendere effettivi questi diritti. Non si tratta di speranze, ma di impegni assunti dai grandi partiti di massa. Ecco, questo, quindi, la Costituzione, Laconi la interpreta fin dall'inizio come un intreccio tra principi riconosciuti e azione di massa. La Costituzione non vive perché è scritta in un libro, la Costituzione vive perché quelli che l'hanno scritta se ne fanno protagonisti e portatori. E appunto sul tema delle regioni Laconi misura i passaggi. 5 di marzo. Noi siamo favorevoli, dice Laconi, a istituire nel nostro paese nuove istanze democratiche che corrispondano alla regione così come individuata e configurata tradizionalmente, in quanto, attenzione, il decentramento amministrativo avvicina il popolo al governo. Siamo nei limiti del decentramento amministrativo. La posizione verso il regionalismo è una posizione di diffidenza. Quindi Laconi dice: è sbagliata una posizione che attribuisca alle regioni poteri che esorbitino da quelli di una semplice amministrazione, che giungano a una potestà legislativa esclusiva, cui dovrebbe seguire una potestà legislativa concorrente. Il rischio è il disgregamento dell'unità organica del nostro Paese, di avere in Italia ancora una volta, a ritroso dei secoli, una miriade di staterelli funzionali a frenare, a ritardare, a rallentare quanto più possibile la circolazione delle idee e del progresso. Poi c'è un secondo intervento di Laconi, il 21 di luglio.
il 12 di giugno, quando va in discussione alla Costituente il titolo, quello che oggi è il titolo quinto della seconda parte della Costituzione, cioè la parte che regola i poteri delle regioni e degli enti locali. Laconi dice: permane l'esigenza di preservare intatta e solida l'unità dello Stato e quindi di garantire che l'autonomia delle regioni sia contenuta entro l'unità politica del Paese, ma emerge insieme la consapevolezza che l'avviamento delle cose italiane è tale da farci accedere a un ordinamento regionale che, pur non pregiudicando l'unità politica del Paese, sia capace, ove si renda necessario nel corso degli eventi, di fare delle regioni dei solidi presidi di libertà e democrazia. C'è già un passo avanti. Leggiamo però le cose che dice Laconi quando va in discussione all'Assemblea Costituente la prima bozza dello Statuto sardo. L'autonomia, dice Laconi, non è un regalo, è invece il culmine di un lungo processo storico. Sin da quando si manifestò in Sardegna un movimento culturale e politico degno di questo nome, esso assunse caratteri profondamente regionalistici e autonomistici. Si ritrova questa ispirazione in tutta la letteratura isolana, in quella popolare e in quella colta. È un indirizzo che corre nella letteratura, nella propaganda, in tutta l'attività politica che ha avuto luogo in Sardegna da un secolo a questa parte. Si tratta di un'impostazione, conclude Laconi, che riassunta 25 anni fa in un programma politico della corrente che faceva capo al Partito Sardo d'Azione, condiviso dalle fazioni più avanzate del movimento socialista, è oggi patrimonio di tutti i partiti dell'isola e costituisce la comune rivendicazione di tutti i sardi. È in questo clima che viene approvato lo Statuto regionale. Ed è in questo clima che il PC comincia a riflettere su come anche qui far camminare lo Statuto non sulle norme, non sui pronunciamenti degli uffici, ma sul movimento popolare. Questa questione, naturalmente, nel PC era una posizione un po' carsica. In che senso era una posizione carsica? Nel senso che il PC era un partito della Terza Internazionale Comunista, un partito, e la Terza Internazionale Comunista era il partito di Stalin, che ha sempre ragione. Era un po' complicato radicare in questa tradizione un partito regionalista. Oggi noi sappiamo che questa tradizione non è un'invenzione togliattiana del dopoguerra, né un'invenzione di Laconi del dopoguerra. Ernesto Ragionieri, quando morto Togliatti, fu incaricato di raccoglierne le opere, scoprì che al 10° plenum dell'Internazionale, che si era svolto a Mosca nel 1929, si era riunita una commissione italiana. Allora, Ernesto Ragionieri fece 2+2. C'è una commissione italiana, Laconi è il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, si svolge una riunione di questo genere, è ovvio che ha partecipato. Andò a Mosca all'archivio del Comintern e chiese all'archivio del Comintern nel 65 di avere gli interventi di Togliatti. L'archivio del Comintern gli rispose: li abbiamo persi. Forse li hanno a Berlino. A Berlino c'è un altro importante centro di raccolta delle carte del movimento socialista ed è l'Istituto Marx Engels. Ragionieri diligentemente andò a Berlino e gli disse: noi gli atti del Comintern ce li ha il Comintern, sono a Mosca. Tornò a Mosca e gli disse: no, li abbiamo perduti. Allora disse: mettetemi per iscritto che li avete perduti. No, questo non lo possiamo scrivere, torni fra qualche giorno. Ragionieri tornò
e qualche giorno dopo gli diedero i verbali della commissione del 10° plenum, e si capisce perché non glieli volevano dare. Perché alla commissione parteciparono 3 dirigenti comunisti italiani, Di Vittorio, Grieco e Togliatti. Di Vittorio disse il capo il coordinatore della commissione italiana, che metteva sotto accusa il partito italiano perché faceva dello specialismo, ovvero si rifiutava di applicare in modo rozzo la parola d'ordine del socialfascismo, cioè i socialisti sono l'ala sinistra del fascismo. Il Partito Comunista Italiano diceva ma in Italia non si può. Allora viene fatto un vero e proprio processo. Gli si dice voi dovete smetterla con lo specialismo e applicare questa parola d'ordine. Di Vittorio dice: compagno Manuinsky, una volta mi avete convinto che Bordiga aveva torto, non mi convincerete adesso che Bordiga aveva ragione. Togliatti fa un discorso molto più complicato, però molto più interessante. Togliatti dice: noi siamo un partito dell'Internazionale, quindi se l'Internazionale ci ordina di dire che i socialisti sono l'ala sinistra del fascismo, noi lo diremo. Però, primo, noi siamo stati educati dai grandi dirigenti dell'Internazionale, a partire da Lenin, al fatto che bisogna studiare la storia dei propri paesi. Voi pensate che in Francia si potrebbe fare un discorso su uno Stato regionalista? Io penso di no. In Italia invece si può fare. La Sardegna è un caso. Chi era alle origini di questa riflessione? Gramsci. Il Gramsci che nel saggio sulla questione meridionale indica l'esigenza di riconoscere la specificità delle grandi isole, l'autonomia, lo sviluppo di uno Stato tendenzialmente federale. E poi sull'ala socialisti, alla sinistra del fascismo, dice: ma voi pensate che se in Italia noi diciamo una cosa del genere, quando il capo della fazione più a destra del fascismo, dei socialisti, Matteotti, è stato ammazzato dai fascisti, noi troveremo il favore delle grandi masse? Io penso di no. Però se il partito, l'Internazionale ci dice: noi praticheremo questa parola d'ordine, terremo i nostri pensieri per noi e tenteremo di cambiare l'orientamento dell'Internazionale comunista. Non a caso nel 1935, quando l'Internazionale comunista cambiò finalmente la sua linea, il relatore sulla politica dei fronti popolari, ovvero dell'unità tra comunisti e socialisti, si chiamava Togliatti. Questa idea quindi del regionalismo, dell'analisi differenziata, era nel DNA del Partito Comunista e innervava l'intero gruppo dirigente. E l'analisi differenziata non era solo sulle istituzioni, l'analisi differenziata era anche sulla situazione economica. Nella relazione, Laconi si inventa per gestire l'articolo 13 la conferenza del popolo sardo, ovvero un'iniziativa di massa, di centinaia di assemblee, di riunioni nei comuni, di categorie, che alla fine culminano a Cagliari nel 1950 nel primo congresso del popolo sardo. Leggo qualche parola della relazione di Laconi. Non si possono apprezzare le cause remote della nostra debolezza economica, dice Laconi, se non si sa come è spartita la proprietà. Se non si ha presente che a Urzulei 2 proprietari e il comune e un privato possiedono il 97,6% dei terreni, 11.017 ettari il comune, 1.474 ettari un privato, mentre il rimanente 2,4%, 311 ettari, è ripartito tra 387 proprietari. E la relazione è tutta costruita così.
Ma la relazione non nasce da uno studio di Laconi messo intorno ai libri, nasce da appunto centinaia di assemblee che a Urzulei o a Bonorva o a Tempio avevano ricostruito lo spaccato dell'isola, che nel bacino minerario avevano costruito i bilanci delle società. E la proposta non è di tornare a Sugonnottu, la proposta è invece di andare a un moderno assetto della proprietà. Badate bene, Laconi allora non aveva tutti gli strumenti che abbiamo adesso. Nella seconda metà degli anni 90, più o meno quando fu pubblicata la prima edizione di questo libro, un grande storico dell'economia italiana, Luigi Luzzatto, ha ricostruito un periodo storico importante, il periodo della la guerra doganale con la Francia e l'andamento dell'economia italiana tra il 1860 e il 1900. E ha raccontato cosa è successo in quegli anni delle terre espropriate al clero e vendute ai contadini poveri o ai contadini in Italia. Anche qui leggo: su 102.571 espropri in Italia tra il 17 gennaio del 1885 e il 30 giugno del 1897, 52.060, il 50,76% riguardano proprietà localizzate in Sardegna. Cioè, in Sardegna la guerra doganale fu un disastro. Nasce in quegli anni l'accentramento delle terre incolte nelle mani dei comuni e poi, come stanno ricostruendo faticosamente tanti giovani storici di oggi, il controllo di queste terre incolte non, come dice la leggenda metropolitana, dei poveri. Sì, andavano a parere un po' di fascine per far legna, ma le terre ricche di queste proprietà comunali le gestivano pochi proprietari. Il disastro della Sardegna agricola nasce in quegli anni e Laconi lo ricostruisce puntigliosamente e il piano di rinascita non casualmente dedica alla trasformazione fondiaria della Sardegna articoli fondamentali, alla riqualificazione delle produzioni, all'irrigazione, alla trasformazione di un'economia fondata prevalentemente sul sistema agropastorale per farne un sistema agroindustriale integrato. Allora, questo è il passato e il futuro. Noi su Laconi e sull'idea di Laconi abbiamo costruito la prima legge di rinascita e il primo piano di rinascita. Io l'ho detto all'inizio, quando sento parlare di fallimento del piano di rinascita ho una reazione istintiva di rigetto, perché penso che chi parla di fallimento del piano di rinascita, perché è giovane spesso, non sa cos'era la Sardegna prima del piano di rinascita. Io ho fatto la mia prima campagna elettorale nel 1960. Intorno a Cagliari, non intorno a Olbia o intorno a Nuoro, intorno a Cagliari, tolta la Carlo Felice, la strada per Iglesias e l'orientale sarda, a 10 chilometri da Cagliari cominciavano le strade bianche. Io ho finito la mia prima campagna elettorale con una bronchite da polvere, perché andando in macchina in quegli anni, le macchine di allora, senza l'aria condizionata e con i finestrini aperti, io l'ho finita con una bronchite da polvere. Cagliari, cos'era Nuoro? Cos'era? Come si può capire anche l'urbanizzazione della provincia di Sassari, il rilievo civile di centri come Tempio, come Olbia, nella storia, come Ozieri, che sono piccoli paesi, se li pensiamo, 10.000 abitanti, 15.000 abitanti. Come si può non collegarli alla situazione delle strade, all'isolamento che essi avevano? Come si può
collegare una cosa che è molto discutibile, ma che aveva un fondamento nel passato, l'idea della provincia dell'Ogliastra. Se ci si dimentica che il passo di Correboi d'inverno era gelato e dalla Nusei a Nuoro non si andava, tant'è che ci sono più ogliastrini a Cagliari che non in Ogliastra. Come si può non tener conto della geografia della Sardegna e della sua storia? La Sardegna in quegli anni ha fatto progressi da gigante e l'industria sarda non è stata un'industria banale e marginale assistita. L'industria sarda, al momento culminante del processo, fine anni 70, prima che iniziasse la crisi ormai irreversibile, rappresentava il 30% dell'industria chimica, rappresentava il 100% della produzione dell'alluminio e del piombo, oltre il 50% della produzione del rame e dello zinco. Allora, ci siamo dimenticati di questa storia. Se l'industria sarda è crollata è perché l'Italia all'inizio degli anni 80 ha deciso che non valeva la pena di avere una politica industriale nazionale. Non esisteva al mondo nessuna regione che da sola potesse reggere un tessuto, nemmeno la Lombardia avrebbe potuto reggere da sola, senza una politica nazionale di supporto, un simile tessuto industriale. L'Italia decise di rinunciare alla politica industriale nazionale ed è collassato il sistema sardo. Ma quell'Italia, quella Sardegna, è la Sardegna che ha consentito, per esempio, la straordinaria espansione della scuola. Io mi ricordo di aver iniziato la mia carriera di insegnante a Olbia. L'anno che io ho insegnato a Olbia non è la preistoria, nel 1900, certo, è quasi la preistoria. Nel 1966 non c'era praticamente nelle scuole superiori di Olbia nessun insegnante olbiense. Venivano tutti da fuori. Se uno vede Olbia, non adesso, ma 20 anni fa era già un'altra cosa, trasformata profondamente. A me è capitato di fare una campagna elettorale a conclusione della mia attività nelle istituzioni in provincia di Olbia, nella quale mi è toccato di ricordare agli olbiensi che la zona industriale di Olbia era una delle più interessanti della Sardegna, perché era una di quelle che rispondevano al disegno originale del piano di rinascita, perché a Olbia c'era la palmera agroindustriale, a Olbia c'era la cera sarda, utilizzo razionale delle ceramiche e delle sabbie e delle argille sarde. A Olbia c'era la Nova Marine che aveva battuto la Volkswagen nel bando pubblico per i battelli della polizia fluviale di Londra. A Olbia c'era l'Alisarda che smontava un jet e lo rimontava. Cioè Olbia era una realtà che aveva bisogno di una serie di infrastrutture intorno, ma era una realtà industriale di grandissimo interesse e di grandissimo rilievo. Ma questa era la Sardegna della rinascita. Certo, poi è mancato il contesto, la Sardegna da sola non ce la poteva fare. Però quel disegno, è inutile che perdiamo tempo, è finito, ma è finita l'aspirazione di Laconi a che i sardi assumessero sulle loro spalle il destino della loro isola. È finita l'aspirazione dei sardi. Ricorda Gerolamo Soggiu che quando si discusse la legge di rinascita in Consiglio regionale, non l'opposizione, ma la maggioranza del Consiglio regionale, ovvero la Democrazia Cristiana più i socialisti e i sardisti, chiesero al Parlamento di modificare 29 dei 32 articoli di cui era fatta la legge, non uno, 29 su 32, e che in Parlamento, al termine del dibattito parlamentare, sulla base della spinta del Consiglio regionale, ma non dell'opposizione del Consiglio regionale, della maggioranza del Consiglio regionale, oltre che dell'opposizione, furono modificati praticamente tutti gli articoli del testo proposto dal governo. E come ho ricordato, il testo proposto dal governo aveva come primo firmatario un signore che si chiamava Antonio Segni, che poi fu decisivo per la quantità dello stanziamento, perché diventato non più Presidente del Consiglio ma Ministro degli Esteri, minacciò Fanfani di dimettersi se lo stanziamento non fosse stato adeguato.
però all'inizio aveva scritto una lettera furibonda al presidente della regione di allora, Alfredo Corrias, dicendo: ma che vuole questo Deriu che fa le assemblee popolari per la rinascita? Il piano di rinascita non sarà scritto dalle assemblee popolari, sarà scritto dalla sezione speciale della Cassa del Mezzogiorno. Quindi smettete di fare le assemblee. E le assemblee continuarono. Allora, quest'idea è un'idea così balzana? O è un'idea moderna? Quando in Italia si discusse il piano di rinascita, la legge 588, in Parlamento, oltre ai deputati sardi, naturalmente, intervennero 3 personaggi che si chiamavano Antonio Giolitti, che di lì a qualche settimana sarebbe diventato ministro del bilancio, ministro del bilancio, Ugo La Malfa, che di lì a qualche settimana sarebbe diventato ministro del tesoro, e Giorgio Napolitano, che un po' di tempo dopo è diventato quello che è diventato, e dissero: attenzione, noi stiamo partendo con il primo esperimento di programmazione nazionale. Se partiamo col piede sbagliato, cioè se partiamo con una legge che schiaccia le regioni, noi faremo un disastro nella programmazione nazionale. E si impegnarono non solo nell'interesse della Sardegna, ma nell'interesse dell'Italia, perché la programmazione regionale fosse assegnata alla regione. Nel 97, nel 96 anzi, il governo Prodi, come forse qualcuno, anche se poi alcune se lo ricorda, ma molti sono giovani, anche persino per il governo Prodi, non dico per il governo Segni Fanfani, ma persino per il governo Prodi. Ma il governo Prodi propose l'ingresso in Europa, e per realizzare l'ingresso in Europa occorreva rimettere a posto i conti. Per rimettere a posto i conti fu fatto un disegno di legge che conteneva la famosa tassa per l'Europa. Poi nessuno si ricorda che quella tassa fu rimborsata, come era nell'impegno del governo, perché il governo Prodi non è riuscito a vendersi le cose che ha fatto, perché cadde e tutti si sono dimenticati di quel che successe. Il governo Prodi però, in quello stesso disegno in cui metteva la tassa per l'Europa, scriveva una norma che era quella delle intese tra Stato e Regione, che era esattamente a calco con il piano di rinascita. Diceva: la programmazione regionale si fa attraverso intese tra Stato e Regione. Si mettono i soldi di tutte le provenienze, europei, nazionali, regionali, comunali, dentro un canestro, si mettono intorno a un tavolo le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che hanno conferito risorse, e insieme a loro si vede come programmarle. L'intesa Stato-Regione risulta dal verbale della conferenza Stato-Regioni, è esplicitamente scritta a calco dell'articolo 13 dello Statuto regionale. Il governo Renzi, tra le poche cose che io condivido che ha fatto, è impostare per il Mezzogiorno i patti con le regioni e con le grandi aree metropolitane. E i patti con le regioni e le grandi aree metropolitane sono fatti sulla base di questa legislazione. Allora, ma la Sardegna non ha qualcosa da dire in questa materia? Non ha da ripensare al proprio modello, visto che bisogna riscrivere il proprio modello di sviluppo? Non ha da rimettere in piedi non solo una legge, ma un'iniziativa dal basso che ricostruisca gli obiettivi? Certo, oggi non si può pensare più a un'industria dell'alluminio. Lo stabilimento di Portovesme è uno stabilimento modernissimo, produce 120.000 tonnellate di alluminio e le produce impegnando un numero relativamente limitato di kilowatt per chilo di alluminio. Il costo dell'energia però è sempre un vincolo insostenibile. In Arabia i proprietari dello stabilimento di Portovesme hanno appena aperto uno stabilimento che produce 1 milione di tonnellate e che come energia usa non una cosa che costa,
ma una cosa che se non la usassero gli costerebbe per smaltirla, cioè i rifiuti di raffineria, che invece di essere un costo da smaltire diventano il combustibile per fabbricare alluminio. Ma noi con uno stabilimento da 120.000 tonnellate possiamo reggere la concorrenza di uno stabilimento da 1 milione di tonnellate che ha il costo fondamentale della produzione dell'alluminio pari a 0, mentre noi riducendolo al massimo possiamo far pagare 21 euro a kilowatt, 21 centesimi a kilowatt? Ovviamente no. Allora il nostro modello lo dobbiamo fondare sulle nuove tecnologie, sulle nuove realtà. Dice Pigliaro, e ha ragione, il turismo e l'agroalimentare sono due cose che la Sardegna si è trovato, e l'agroalimentare in particolare è l'unica produzione industriale che ha il suo il test di qualità lo fa con il consumatore locale. Cioè il turista che arriva in Sardegna e compra il vino di Ierzu 10 anni fa diceva sì, sarà buono, ma non si può bere. E ha insegnato ai contadini sardi che bisogna pagarsi l'enologo e fare vini bevibili, non da 18 gradi, ma da 13, ma da 12,5. E il formaggio è la stessa cosa. Cominciano a imparare i casali sardi che non si può fare un formaggio che viene usato in America come succedaneo del sale nei cibi precotti. No, se si vuole fare un formaggio bisogna fare un formaggio mangiabile, e cominciano anche in Sardegna a prodursi formaggi mangiabili. Allora, ecco, noi dobbiamo pensare al nuovo modello partendo da queste realtà, dall'informatica, che per fortuna non ha confini, perché usare le tecnologie moderne stando a Cagliari o stando a Francoforte è esattamente la stessa cosa. Io conosco un giovane ingegnere che da Dorgali dirige una piccola multinazionale tascabile con una filiale che ha più dipendenti in Cile che non a Dorgali. L'informatica lo consente. Allora noi dobbiamo pensare a questo modello, ma per pensare a questo modello non c'è alternativa a una mobilitazione dal basso. Ecco, ne ha parlato Francesco Berria nel suo intervento. Laconi non è morto. L'idea fondamentale di Laconi è l'idea sulla quale è possibile negli anni 2000 rimettere in piedi un grande movimento di massa. Naturalmente il grande movimento di massa è più faticoso che andare a Roma, sindaci, presidenti di regione o categorie sociali, e dire signor padrone dammi più soldi. Bisogna farsi carico dei propri diritti, ma dei propri doveri. Concludo con una citazione personale. Quando è morta la mia prima moglie, io ho trovato in un cassetto un manoscritto che era un diario dell'insegnamento della mia prima moglie in uno stazzo di Monti. Ho deciso di farne un libretto. L'ho pubblicato e poi lo abbiamo presentato. A una di queste presentazioni ha parlato una collega di mia moglie che ha detto siamo state molto amiche. Ricordo che insegnavamo vicine e ci vedevamo spesso. Traduco per chi non conosce i luoghi. La vicinanza erano 5 chilometri e bisognava saltare un ruscello per andare da uno stazzo all'altro. Allora, secondo voi, lo dico senza nessuna essendo stato professore e segretario del sindacato scuola della CGIL, senza nessuna disattenzione al ruolo degli insegnanti, secondo voi un insegnante elementare di oggi che si trovasse a insegnare in uno stazzo a 5 chilometri di distanza da un altro, dovendo saltare un ruscello per andare all'altro stazzo, direbbe una cosa del genere? Penso di no. Ecco, dire etica dei diritti e etica dei doveri vuol dire recuperare anche questo pezzo della nostra storia.
Io la ringrazio personalmente perché ho ascoltato veramente in silenzio. Insisto che di queste cose si deve parlare con gli studenti nelle scuole, perché sono pezzi di Sardegna. Mi permetto 2 piccole annotazioni che ho ricavato dalla lettura notturna di Un'idea di Sardegna. La prima che ho immaginato un uomo, Renzo Laconi, in conflitto permanente nel portare avanti questa idea di Sardegna. Un conflitto permanente innanzitutto col suo stesso partito, col suo gruppo dirigente, nel senso che questa idea di Sardegna non è passata liscia e con la strada tutta in discesa. L'altra annotazione invece, che ho trovato sinceramente bellissima, è l'interpretazione dell'autonomia di Sardegna con quelle radici identitarie. Cioè, la nostra autonomia è dovuta al patrimonio di storia e di cultura che abbiamo. Da lì dobbiamo partire. È un aspetto dell'uomo politico che anche questo mi sembra molto attuale nei tempi poverelli che viviamo. Sul conflitto non c'è dubbio. Cioè un uomo non allineato. La storia, il centralismo democratico del PC è una cosa molto importante nella storia, purché si sappia che il centralismo democratico del PC non escludeva discussioni furibonde e litigate non meno furibonde negli organismi, e che la vera differenza stava nel fatto che una volta che si decideva tutti tiravano nella stessa direzione. Però la discussione fu enorme dentro il partito e il rinnovamento vero avviene nel 57. Dopo la sconfitta elettorale del 57, il PC cambia pelle. La segreteria regionale precedente viene integralmente sostituita e diventa segretario Renzo Laconi, il suo vice diventa Luigi Pirastu, entra in segreteria regionale Umberto Cardia, che era il segretario della Federazione di Cagliari, ed entra in segreteria regionale, a Sassari direbbero come Pizzino d'Andera, ma un uomo di assoluta qualità, come fu il successivo capogruppo e vicepresidente del Consiglio regionale Armando Congiu. Cioè furono una segreteria regionale totalmente rinnovata e totalmente capace. Diciamo che il gruppo dirigente che ha diretto il PC da quel momento in poi, a cominciare dalla generazione che all'inizio degli anni 70 ha cominciato a sostituirli, era un gruppo forgiato dall'insegnamento di Renzo Laconi. Prima questione. La seconda questione, l'identità. Questa è una cosa, un problema serio, perché in realtà lo Statuto sardo non aveva tantissimi poteri, ma c'è un articolo decisivo che forse, se lo avessimo utilizzato all'inizio degli anni 70, quando furono conquistati e scritti i decreti delegati per la scuola, fosse stato applicato, avrebbe consentito di fare tante cose che stiamo continuando a tentare di fare talvolta in modo caricaturale. I decreti delegati prevedevano la sperimentazione, prevedevano che ogni scuola potesse adeguarsi alle situazioni del suo territorio, ma è del tutto stravagante pensare che per correggere gli errori linguistici io debba conoscere i fondamentali dialetti. Una mia cara amica, prematuramente scomparsa, che insegnava letteratura italiana a Cagliari e che però era oriunda di Nuoro, mi ricordava sempre che a Nuoro, per dire che uno era morto di morte naturale, dicevano santi mortu, no, sigher mortu, se n'è morto. Per dire che l'avevano ammazzato diceva danti mortu, lo hanno ammazzato. Allora, per correggere questa tradizione, se n'è morto e l'hanno morto, non è bene conoscere il barbaricino, è certamente bene,
era impossibile farlo sulla base dei decreti delegati. No, non era impossibile, era anzi previsto. Se la Sardegna avesse fatto una legge sull'applicazione dei decreti delegati e avesse fatto un grande progetto di sperimentazione nelle strutture e nei programmi e avesse cominciato a far studiare la storia sarda, ma per capire il regionalismo sardo e il regionalismo italiano, per capire che Cavour riteneva Giorgio Asproni, nato e vissuto a Bitti, un interlocutore del suo livello, tant'è che una volta, dopo un dibattito parlamentare terribile, scrisse a un suo interlocutore: io sono d'accordo con le cose che tu mi chiedi, a condizione che tu ti prenda anche Asproni, perché non ne poteva più della discussione con Asproni. Noi possiamo contribuire a ricostruire la storia del federalismo italiano ricordandoci che insieme a Carlo Cattaneo c'era Giovanni Battista Tuveri, deputato di Luna Matrona. Possiamo cominciare a costruire la storia italiana anche facendola andare in parallelo alla nostra storia. Io penso di sì, potevamo farlo dal 1973. Non lo abbiamo fatto perché abbiamo colpevolmente ritardato una legge, e quando l'abbiamo fatta solo sul pezzo diritto allo studio e non sul pezzo dei contenuti. La seconda cosa che vorrei dire è che per riprendere quel clima occorre avere un'idea precisa della democrazia. La democrazia, anche quella bipolare, non è una cosa che vuol dire tutti contro tutti, come ci spiegano quelli che non sanno cos'è la democrazia. Oggi sembra che se tu non sei ostile a qualsiasi proposta venga fatta dall'altro, quale che sia, sei un inciuccione, per usare una parola che non mi piace ma che dà l'idea. No, non è così. I teorici della democrazia bipolare ci hanno insegnato che la democrazia bipolare vive perché c'è uno zoccolo di questioni sulle quali il 90% del paese è d'accordo. Perché in Italia non era possibile la democrazia bipolare in tempi di guerra fredda? Non era possibile perché c'era il PC e il PC stava dall'altra parte dell'alleanza. Quando è saltata la guerra fredda e il mondo è diventato, diciamola così, unipolare, allora c'erano da noi le condizioni bipolari della democrazia bipolare interna. Ma per fare la democrazia bipolare bisogna che maggioranza e opposizione non confliggano su tutto. Ecco, Lacconi lo ricorda Ingrao nel suo intervento. Lacconi era convinto che il Parlamento fosse l'interlocutore del governo, ma non l'opposizione contro il governo, no, il Parlamento contro il governo. E diceva, badate bene, se in Parlamento si rispetta l'opposizione, la stessa maggioranza parlamentare ha più peso, perché la maggioranza parlamentare può interloquire dal governo senza essere subordinata, per non citare cose a noi vicine, dai voti di fiducia, con i quali in questi ultimi anni si approvano tutti i provvedimenti senza discuterli più, comprese stupidaggini prive di italiano, non dico di senso comune, talvolta. Allora, ecco, Lacconi era anche questo. Se in Sardegna vogliamo fare una nuova mobilitazione per la rinascita, dobbiamo partire da qui. La rinascita non è tutti contro tutti. Poi certo, io sono diverso dal rappresentante degli industriali, però devo farmi carico delle esigenze degli industriali e devo farmi carico del fatto che se l'industriale di Olbia mi chiede l'energia elettrica perché non si può fare una fabbrica moderna di terracotte se non c'è la continuità dell'energia e se non c'è il metano, che non è solo che costa di meno, ma ha un tipo di riscaldamento diverso, se non c'è questo, io me ne devo far carico, io rappresentante degli operai edili che lavorano in quella fabbrica, che ho su questo tema esattamente lo stesso interesse dell'industriale della terracotta. Allora questo è
il problema? Riusciamo di nuovo a mettere in piedi un movimento di questo genere? Punto interrogativo. Secondo me vale la pena di tentare. Naturalmente se ci sono interventi sono ben accetti. Ciao. Prego, prego. Io Renzo Laconi l'ho conosciuto quando ho fatto la mia tesi, ma tanto mi sentono, dai, c'è bisogno. Ecco, la mia tesi. Mi è piaciuto molto il fatto che lei ha sottolineato che Renzo Laconi era laureato in lettere, però ha dato un apporto decisivo, ma non solo nella prima parte, no, riguardante i diritti civili e sociali, ma anche nella parte squisitamente tecnica relativa alla pubblica amministrazione. La mia tesi era in diritto amministrativo. Non solo, lui ha visto molto più avanti degli amministrativi, cioè la seconda parte, questa tecnica della pubblica amministrazione, si riteneva potesse essere scritta soltanto da dei tecnici, essendo un argomento molto appunto tecnico. Se fosse stata accolta la sua idea, che era molto veramente democratica, che aveva veramente capito la funzione della pubblica amministrazione in un ordinamento democratico, oggi noi saremmo molto più avanti in Italia, perché il nostro grande problema è una pubblica amministrazione che ancora non è veramente democratica, no? Perché è nella pubblica amministrazione che si realizza quell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, che dice che bisogna rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Quindi mi ha fatto molto piacere che abbia sottolineato questo. Ecco, non era un giurista e vedeva molto più lontano dei giuristi. Poi per quanto riguarda la storia, verissimo, guarda, mia figlia ha 10 anni, 15 giorni fa mi ha detto: io non riesco a capire come si fa in Sardegna con la nostra storia a non studiare storia della Sardegna. Quindi, anche perché non si... Il problema dell'autonomia è appunto un problema sì, per avere un autogoverno bisogna capire chi siamo, no? E ha fatto un'analisi storica splendida, veramente, di uno che l'ha vissuta quella storia che stava parlando, che non l'ha studiata, l'ha proprio vissuta, che c'era in mezzo. Però c'è una cosa, io riguardando insomma gli anni dell'autonomia in Sardegna sono due cose che vedo, due eventi che vedo particolarmente negativi. Uno è stato quando c'è stata la lotta contro la malaria, cioè da un lato è stata una cosa positivissima, no? È stata tolta la malaria, è stato tolto anche l'isolamento alla Sardegna, perché le nostre coste si sono riempite di gente, eccetera. I sardi sono guariti dalla malaria, sono diventati anche più alti, se non che diciamo noi siamo stati un esperimento. Gli americani avevano bisogno di un'isola bella pulita, e insomma con il DDT hanno distrutto buona parte del sistema immunitario sardo. Se noi ci ritroviamo con tante malattie che non solo diciamo influenzano la vita delle persone, ma che tanto pesano anche nel bilancio regionale, è dovuto al fatto che noi siamo stati considerati un esperimento, no? Da parte degli americani. Alla Fondazione Rockefeller. La Fondazione Rockefeller, sì. E poi un altro evento, secondo me, che è stato negativo, cioè che noi siamo diventati un'isola molto inquinata per via... Cioè io riconosco il grande valore democratico del piano di rinascita, nel senso di coinvolgimento di persone che hanno creduto in quell'esperimento, però è anche vero che l'inquinamento, cioè dobbiamo fare tesoro di queste cose, ecco, analizzare la storia senza capire gli sbagli, senza capire che siamo noi i primi che ci dobbiamo difendere la nostra salute. Sa signora, si ricorda da dove veniva, dove era nato Renzo Laconi? Era di Sant'Antioco, Profondo Sulcis. A Sant'Antioco c'era una fabbrica, la Sardamag, produceva il magnesio. La lavorazione era altamente inquinante, ma tutto intorno, il polo industriale di Portovesme, era largamente inquinante. Ci lavoravano sino a 5.000 lavoratori diretti più il mondo degli appalti. Oggi non c'è più niente, se le capita di andare da quelle parti, trova un deserto industriale. Io non so se Laconi... Sì,
Ogni tanto ci sono, no, aspetti, non confondiamo con la Fluor City, siamo da un'altra parte della Sardegna. Sì, sono successe anche quelle cose, ma si fanno i processi, la magistratura interviene in queste cose, poi si fanno... più inquinante d'Italia. Pur avendo, questo non lo dico io, ho letto una Iris, no, vabbè, non studio, l'ho detto. Cioè, hanno la... Valle Padana, credo. no, vabbè, ma anche da noi cose velenose ne abbiamo abbastanza. Ci difendiamo. Ci difendiamo abbastanza bene. Ci vorrà tempo per uscire fuori tutto quello che ci hanno lasciato. Posso dire tre cose. Uno, sulla pubblica amministrazione l'Italia ha dei ritardi drammatici, la Sardegna ne ha di speciali. La conclusione della commissione d'inchiesta sulle zone interne aveva un capitolo particolarmente importante che diceva: occorre fare dell'amministrazione in Sardegna un modello per l'Italia. Allora, la Sardegna ha competenze primarie. Chi impediva alla Sardegna, per esempio, di dire che per l'assunzione dei ragionieri in Sardegna nelle pubbliche amministrazioni si faceva un concorso unico? Poi tutte le amministrazioni che dovevano attingere andavano e attingevano da quel canestro. Chi lo impediva? Nessuno. Si poteva farlo. Io ricordo che un ragazzo è costretto a fare 67 concorsi in 67 comuni diversi. E questo per dire come noi abbiamo i poteri oggi per fare cose che in grande ritardo, però 40 anni fa ci furono proposti. La seconda cosa, sulla malaria, io sono d'accordo con lei, però anche qui non leggiamo le cose di oggi, di ieri con le competenze di oggi. Allora il nemico era la zanzara e noi combattevamo la zanzara. L'idea che il DDT fosse inquinante, poi sapevamo, ma le cautele che abbiamo oggi rispetto ai concimi inquinanti o agli insetticidi inquinanti, allora non erano nell'ordine, non possiamo leggere la storia di ieri. Sul terzo capitolo, io sulla chimica, perché poi l'inquinamento in Sardegna, dire inquinamento vuol dire chimica. Allora io dico una cosa molto semplice. Primo, la chimica non era tra le previsioni del piano di rinascita, anzi gli studi preparatori del piano di rinascita dicevano: non è prevedibile l'insediamento in Sardegna di industrie chimiche. Se si dovessero proporre di insediarle, dovremmo combatterle, perché le industrie chimiche si caratterizzano per due aspetti. A, chiedono grande capitale e noi non ne abbiamo. B, hanno poca manodopera e noi ne abbiamo tanta. Quindi noi dobbiamo puntare su un altro modello di industrializzazione. Però purtroppo il piano di rinascita si è incrociato con un'altra vicenda, che è il passaggio della Cassa del Mezzogiorno dalla fase in cui faceva solo infrastrutture alla fase in cui dava anche sostegni industriali. Allora io, essendo da allora iscritto al PC ed essendo il PC contrario alle industrie chimiche, potrei dire, salvando l'anima, ma noi eravamo contrari, abbiamo votato contro e basta. Però se applico quella idea bipartisan che bisogna ragionare con onestà intellettuale, io domando: qual era l'amministratore regionale dal quale andava un ministro e diceva: tu li vuoi 1.000 miliardi per uno stabilimento chimico che darà lavoro a 2.000 persone, anzi, per citare Ottana, 3.200 persone. Nel Sulcis, Iglesiente, già licenziate dalle miniere chiuse. Allora, io penso che non ci fosse nessun amministratore perché non è che dicesse: no, io non li voglio per la chimica, li voglio per fare una tessitura di lana di pecora. No, erano per la chimica, oppure ce ne andiamo in un altro posto. Allora, col senno di poi, bisogna sapere che
il progetto di industrializzazione dal basso della Sardegna, che doveva far leva sulle cose, le risorse sarde, era inquinato da questa intromissione, diciamo così, dei pareri di conformità del Ministero, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, che ti proponevano prendere o lasciare, chimica o niente. Dall'altra era inquinato dal fatto che ci fu in Italia all'inizio degli anni 60, in contemporanea con il piano di rinascita, una grande riforma che fu la nazionalizzazione dell'energia elettrica e la costruzione dell'Enel. Ma la costruzione dell'Enel comportò che l'Enel aveva un interesse: alimentare le proprie centrali a petrolio, perché questo si congiungeva con l'altro grande monopolista nazionale che era l'ENI. Allora, le centrali in Sardegna, come in Italia, dovevano funzionare a petrolio. Così in Italia naufragò prima di nascere, finendo addirittura con l'arresto del direttore generale, il professor Ippolito, il Comitato Nazionale dell'Energia Nucleare, e così in Italia fu impedito di utilizzare il carbone sulcis. Anche qui, io tra le fortune, io ho avuto un cugino che era professore di arte mineraria e che mi ha spiegato, con dovizia di documentazione, che la differenza tra il carbone che i tedeschi usano ancora adesso e il carbone sardo era semplicemente questa: che in Germania i filoni di carbone sono filoni di mezzo metro, quindi per la tecnica che si usa nelle miniere, il minatore continuo, che è una macchina che erode il carbone che è più friabile del minerale sterile e lo porta via, il minatore che lo deve far funzionare lavora sdraiato. In Italia, in Sardegna, la differenza è questa, che i filoni sono alti 3 metri, per cui si può affrontare il filone di carbone con una macchina pressurizzata, con l'aria condizionata, raffreddata ad acqua per evitare le polveri e così via. E però, ovviamente, desolforare il carbone del sulcis come quello tedesco è più faticoso che far andare una centrale a petrolio o a metano. Allora, in Italia e in Sardegna, l'idea di sostenere industrie energivore come quelle del piombo, dello zinco, del rame e dell'alluminio col carbone del sulcis, uno stabilimento gigantesco. Anche qui io non vendo le competenze di mio cugino, non le mie. Una miniera viene ritenuta produttiva quando ha un target di produzione per i successivi 20 anni. L'ipotesi di produzione del carbone sulcis era al massimo 2 milioni di tonnellate anno, giacimenti a vista, ovvero sicuri 500 milioni di tonnellate, ovvero un giacimento sterminato. Perché non si è fatto? Perché l'Enel ha impedito che si facessero le centrali a carbone con impianti di desolforazione. Dopodiché, oggi dobbiamo puntare sulla chimica e sulla desolforazione? Assolutamente no, per i motivi che ho detto prima. Oggi dobbiamo puntare su altro tipo di sviluppo industriale. Però, quando parliamo di quella fase, non possiamo dimenticarci che quella fase vide la Sardegna praticamente impossibilitata a difendersi. Io l'ho vissuta quella fase, appunto lei ha detto, io l'ho vissuta sul versante dei sindacati. Ecco, quando io avevo una fabbrica con centinaia di addetti che rischiava di chiudere, ovviamente mi impegnavo per fare l'aggiornamento, ma per tenerla in piedi. La cosa più simile all'inferno dantesco che io abbia mai visto in vita mia sono le celle elettrolitiche dello stabilimento Alluminio Italia di Portovesme. Una roba che chi non c'è stato non ha idea di cosa fossero. Polveri, caldo, umidità, una cosa micidiale. Poi lo stabilimento di Portovesme è diventato il più moderno del mondo perché hanno chiuso le celle, le alimentano con un tubicino che quando viene la domanda versa un po' di bauxite raffinata, di allumina raffinata.
L'operatore sta davanti a una tastiera e comanda tutte queste operazioni. Quindi lo stabilimento è diventato un'altra cosa, è diventato appunto uno degli stabilimenti di produzione di alluminio più moderno del mondo. Peccato che l'energia elettrica abbia i costi che ha e che abbia la capacità di targa di 120.000 tonnellate contro 1 milione. E cioè non c'è gara. Allora, però dobbiamo pensare che quando abbiamo fatto quegli stabilimenti, poi abbiamo errori nostri, ma adesso io non voglio polemizzare. Secondo me l'ultimo tentativo di riformare fu la conferenza delle partecipazioni statali del 1980. Lì furono scritte delle cose, si sarebbero realizzate, non lo so, ma noi sardi non dicemmo nemmeno vedo. Per beghe talvolta paesane rinunciamo a dire vedo. Allora, se riparte questa discussione, forse avremo modo di confrontarci anche su questi temi. Posso fare servirebbe di sapere una precisazione, o non so se una leggenda metropolitana. Mi hanno detto spesso che in Sardegna si è deciso di industrializzare, di puntare sull'industria per far evolvere, diciamo, una classe operaia che non esisteva. Ecco, io mi domando se questo è vero e se questo è attinente al modo di pensare di Laconi. No, anche qui potrei dire, basta prendere il numero 57 di Cnusa, dove Laconi dice il nodo è la riforma agraria della rinascita. Quello è il primo punto, poi segue il resto. In Italia esisteva, in Sardegna esisteva la classe operaia, perché la classe operaia, la questione mineraria non è una questione banale. Le miniere sono una produzione industriale ad altissima tecnologia e con qualità straordinarie degli operai. Il problema è che le miniere, come è stato detto, andavano in esaurimento e bisognava avere delle produzioni che si confrontassero col mercato del mondo. Allora non c'è dubbio che la chimica era uno dei motivi che ci portò a non opporci alla chimica, oltre a quello venale che ho detto prima, era anche il fatto che la chimica era il bene che stava dentro la gran parte delle produzioni industriali. Il direttore generale della Montecatini degli anni 70, che era il fratello del ministro dell'industria socialista Morandi, scrisse che ognuno di noi negli anni 70 usava senza saperlo ogni giorno 130 prodotti chimici. Cioè la chimica era un bene che partecipava a tutte le produzioni industriali, quindi avere una chimica moderna voleva dire avere un'industria con tecnici capaci di confrontarsi con il mondo e costretti a confrontarsi con il mondo. Mentre lungamente i pastori sardi hanno pensato che per produrre il formaggio bastavano loro, e non a caso viviamo nella chimica non c'è nessuno che può pensare che basta lui. Occorrono tecnici di altissima qualità. Rovelli da questo punto di vista era di un cinismo micidiale, ma era diabolico. Io con le mie orecchie l'ho sentito dire: la ricerca non si fa, si ruba. Cioè Rovelli, quando scopriva che c'era un gruppo di ricercatori che erano vicini a brevettare una procedura particolarmente moderna, andava lì e diceva: quanto vi dà il vostro padrone attuale? 100? E io vi do 200. E comprava non l'idea, l'intero gruppo di ricercatori. Quindi Rovelli aveva infatti uno staff che era il meglio. Quando la SIR è andata in fallimento, la SIR aveva stabilimenti che in molti settori erano tra i più moderni d'Italia. Naturalmente aveva un problema, che era stata costruita tutta a debito. E quando all'inizio degli anni 70, con la denuncia degli accordi di Bretton Woods, saltarono i tassi di interesse italiani, il debito che era al 2% svolò al 23%. Qual è l'imprenditore che può avere introiti
del 23% al netto delle spese. Ovviamente l'indebitamento li portò a fondo, ma dal punto di vista tecnologico, quando si cominciò a pensare alla SIR dentro l'ENI, per esempio Porto Torres, l'ENI lo aveva identificato come lo stabilimento pilota in Italia per le gomme sintetiche e le plastiche, e dovevano chiudere Ravenna, limitandola a fare concimi, e portare tutta la produzione di gomme sintetiche e di plastiche a Porto Torres. E adesso ho visto nei giorni scorsi grandi lodi per il rilancio, bene, della salina Conti Vecchi, ma quando gli inglesi di ICI, settimo gruppo chimico del mondo, si comprarono un pezzo delle plastiche dell'ENI e VC, uno dei punti di forza era l'impianto integrato di produzione del PVC di Assemini, perché aveva a valle la salina e aveva a monte lo stabilimento della Saras, che con il tubo gli poteva mandare direttamente la virgin nafta da trasformare in prodotto pre-plastiche. Cioè erano stabilimenti modernissimi. Soltanto che appunto l'Italia rinunciò alla politica industriale nazionale. Davanti a questa rinuncia la Sardegna, quindi ripeto, non era nel piano di rinascita. I soldi non sono venuti dal piano di rinascita, sono venuti da finanziamenti esterni. Naturalmente, quando arriva un'impresa che solo a Porto Torres sistema 5.000 addetti diretti e 5.000... Porto Torres era un paesotto di pescatori, è diventata una città moderna grazie alla SIR. E quando arriva un imprenditore così, è evidente che tutto il resto viene spazzato via. La rinascita è stata tradita per questo, non perché, come dice qualcuno che non ha mai letto i conti, i soldi del piano di rinascita sono andati alla chimica. No, alla chimica non sono andati. Alla chimica sono andati i soldi da Roma. Ma ovviamente in Sardegna tutte le imprese si sono attaccate a quella che sembrava l'impresa che non può fallire, che è talmente grande, contribuisce con tale quota alle produzioni nazionali del settore da essere impensabile che fallisca se l'Italia vuole stare nel settore. Come si può chiudere l'Euroallumina di Portovesme se è l'unica fabbrica italiana che produce allumina? Come si può chiudere appunto la SIR di Porto Torres se è il 30% delle produzioni chimiche? Come si può chiudere Ottana se è lo stabilimento di fibre poliestere e acriliche più grande d'Europa? Non si può. Questa era l'illusione, poi infatti si poteva e si è chiuso. Però l'idea era questa. Posso fare un'altra domanda, dato che ci sono? Io ce l'avete una casa, che ce ne andiamo. Poi basta, poi la lascio in pace. Visto che lei diciamo, mi è sembrato di capire che dà le colpe, diciamo, al fallimento dell'industria sarda, chimica in particolare, diciamo, a una politica miope dei vari governi, ma può essere anche che l'industria sarda se la siano venduta agli imprenditori che abbiano voluto fallire apposta e prendersi soltanto i denari pubblici che arrivavano dai piani di rinascita e poi invece lasciare un enorme debito e un enorme deserto come è tuttora. La chimica non c'è in Italia, non c'è più, non è che abbiamo chiuso Porto Torres e abbiamo tenuto aperta Ravenna. È chiuso Porto Torres e è chiusa Ravenna. La Montedison aveva un sistema di ricerca straordinariamente moderno. Non a caso la Montedison ha prodotto un premio Nobel come Natta. Qualcuno vecchio si ricorderà la pubblicità Moplen. Allora, Moplen è la plastica inventata da Natta, che ancora è competitiva nel mondo. La Montedison, come funzionava la ricerca? La Montedison aveva in ogni stabilimento controlli di qualità, poi aveva uno stabilimento per filone produttivo nel quale concentrava la ricerca di quel settore produttivo, per le plastiche, per le gomme, per gli aromatici e così via. Poi aveva un centro di ricerca
teorica che era l'Istituto Donegani. Quindi tutte le ricerche sulle plastiche, per esempio, andavano a Ferrara. E Ferrara aveva il centro di ricerca, però se c'era una ricerca di base sulle plastiche, i ricercatori di Ferrara si rivolgevano al Donegani di Novara. Improvvisamente, quando si è rinunciato alla politica industriale, l'ENI ha venduto il Donegani, è arrivata l'IBM che ha comprato i ricercatori del Donegani addetti alla chimica, se li è portati a San Francisco, e a San Francisco ha istituito un gruppo di calcolatori, di ricercatori che studiavano i calcolatori adatti a governare un processo chimico. Anche qui vendo una mia ex alunna che lavorava al Donegani e che fu comprata e portata a San Francisco e che poi è tornata a insegnare all'Università di Cagliari e mi ha raccontato questa sua vicenda personale. Il Donegani chiude perché l'Italia non ha più un'industria. Squinzi, il vecchio presidente di Confindustria, è una piccola multinazionale, ma vende coloranti, non ha nulla a che vedere con la grande chimica. L'Italia è stata grande nella chimica quando aveva l'ENI e la Montedison, che erano tra i primi 10 gruppi chimici del mondo, e al netto dei primi 3, 2 americani e un tedesco, correva per il 4º posto. Poi aveva 2 altri gruppi, che erano la SIR e la Liquichimica, che stavano nei primi 20, e un 5º gruppo, che era la SNIA, che produceva però solo fibre, che stava tra i primi 30. Allora, quando si hanno 5 gruppi che stanno tra i primi 30 gruppi del mondo, si ha un'industria chimica. Quando questi gruppi vengono smontati pezzo a pezzo, è evidente che poi qualcuno è morto prima, qualche altro è morto dopo, ma morti tutti sono. Salutando comunque, sono d'accordo con l'onorevole Maciotta, un'analisi bellissima, che però l'industrializzazione abbia fallito. È sicuro. Cioè, io voglio dire che quello che si diceva, 1.000 miliardi, non si può dire di no. Ma è quel modello di programmazione lì che ci ha portato al disastro. Perché io non c'è bisogno. Io l'ho vissuto da amministratore. Arrivava l'assessore regionale, dice abbiamo 800 milioni per fare questo, lo volete? Ma non ci serve, però visto che ce lo facciamo. Noi abbiamo i comuni pieni di opere inutili. Sono d'accordo. Buttate, perché dicevamo sì a tutto. Facciamo la strada. 1 miliardo, facciamo una strada. Ma se questa strada non ci serve perché no, intanto ce la danno. È esattamente. Quindi i 1.000 miliardi della chimica, va bene, era la Sardegna che era, però è stato un disastro. Cioè, chiunque oggi passi intorno ad Ottana, l'onorevole Soddo non c'è, l'avremmo detto a lui, che è stato l'artefice di quella decisione. È un sogno pazzoide. Cioè, immaginare di creare quel tipo di industria lì nella piana di Ottana è una forma di pazzia. Nessun imprenditore privato. No, ma una forma di pazzia. allora, che, mi scusi. Caro Maciotta, che ci conosciamo, che abbiamo fatto insieme militanza nel partito e quindi, come tu dicevi, non ne abbiamo colpa. No, però il ma problema nostro, caro Maciotta, è che adesso le risorse nostre di Sardegna le dobbiamo impiegare Io sono miliardi di euro per andare a recuperare quelle zone che sono un disastro, perché quella gente quelle risorse nostre, quelle le devono occupare. No, non è così. Ci hanno utilizzato come colonie e se ne sono andati. Allora, quindi per fortuna l'Acoli non è stato seguito, perché siamo... utilizzate anche una seconda e una terza volta, perché vengono di tanto in tanto, io sono di Taranto, vengono di tanto in tanto, portano progetti, si prendono milioni di euro, iniziano, prendono in giro e se ne vanno. Ma posso dire... Per fortuna l'Acoli non la voleva, no? Come sempre i grandi Posso dire che prendo atto volentieri che siamo d'accordo. Cioè quel modello non funziona e non ha funzionato, ma infatti il modello da usare oggi non è quello. Quello ha dimostrato delle debolezze, perché per esempio non c'era una programmazione che coinvolgesse tutti i soggetti. Era una programmazione decisa al centro, rispetto alla quale la periferia non poteva opporsi. Le intese Stato-Regione oggi
propongono un'altra cosa. Naturalmente propongono cose complicate. Io penso che noi dobbiamo, siccome anche i soldi sono diventati meno, perché dobbiamo usarli al meglio, però, ripeto, non possiamo ignorare in quale temperie si svolse quel ragionamento. Ripeto, io potrei dire, non c'entro, ma a Ottana la decisione fu un'altra. La decisione fu presa dal ministro dell'Interno, non c'entrano nulla. Il Ministero dell'Interno decise di fare uno stabilimento a Ottana per fare la lotta al banditismo. Per eliminare il banditismo. Cioè, Secondo loro il centro Sardegna erano tutti banditi. ma non è così, ma non è così. No, aspettate, Questo- ragazzi, ci questo è infiliamo in una discussione dove non ne usciamo. Io non voglio polemizzare. La cosa No, che signore. diceva che chi diceva che la zona del Nuorese erano tutti banditi si chiamava Cesaraccio ed era il padrone della Nuova Nuova Sardegna. Sardegna. Allora non c'era bisogno del Ministero dell'Interno. Il teorico che bisognava andare con il lanciafiamme nel Supramonte era Aldo Cesaraccio, direttore della Nuova Sardegna. Cioè non è che possiamo prendercela con gli altri e dimenticarci Abbiamo fatto passi avanti. dei nostri. Insomma. Grazie infinite. Però prima di chiudere vorrei dire una cosa, che non ha niente a che vedere con il dibattito, ma semplicemente per dire che ad Olbia il Partito Comunista a Renzo Naccoli lo ha onorato intestandogli una sezione. La prima sezione di Olbia, che poi era quella dedicata, che è sopravvissuta anche alle trasformazioni, era quella per Antonio Gramsci. La seconda sezione del Partito Comunista era dedicata a Renzo Naccoli. Poi negli anni 80 ci fu l'attentato a Pio La Torre e il Partito Comunista cambiò il nome a quella sezione dedicandola a Pio La Torre. Adesso abbiamo chiuso.